Euroregione.news. Presepi FVG, messaggio unitario di speranza. Presentata a Udine la nuova edizione di Presepi FVG, la tradizione che prende forma, contenitore degli eventi natalizi del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, dell'Unione Nazionale tra le Pro Loco d'Italia, che quest'anno ha tra le novità la mostra in centro a Udine, oltre al consueto giro presepi e ai concorsi per le scuole e il concorso fotografico artistico. A Udine l'esposizione curata dall'artista Graziella Ranieri propone oltre 50 presepi nella chiesa di Sant'Antonio Abate, visitabili gratuitamente fino al 9 gennaio. La mostra ospita pure alcune magnifiche opere d'arte gentilmente concesse da alcuni noti ed importanti artisti friulani del panorama artistico contemporaneo. Le attività saranno inoltre esposte nelle sedi del Consiglio regionale e della Giunta regionale in municipio a Udine come anche a Codroipo. Il rinnovato sito web presepifvg.it propone la 18ª edizione del Giro Presepi FVG con la mappa georeferenziata di 143 siti presepiali in Friuli Venezia Giulia, ma sono circa 2000 le natività ammirabili in tutta la regione. Il Friuli Venezia Giulia è diventato nel tempo un territorio di riferimento per i presepi ed è la miglior risposta a chi vorrebbe nascondere la parola Natale, ha detto Walter Pezzarini, presidente del Comitato regionale dell'Unione Pro Loco d'Italia. Sì, chiaramente noi stiamo portando avanti da diversi anni il progetto della realizzazione dei presepi nei nostri territori, una iniziativa che coinvolge circa 150 comuni con circa 2000 opere presepiali visitabili. Credo che questa sia la migliore risposta da dare a chi vuole cancellare questo termine Natale che ormai fa parte della tradizione, della cultura, della fede della nostra civiltà, millenaria civiltà cristiana. Abbiamo realizzato poi un'importante mostra che, considerato l'impossibilità di realizzarla via mani per i lavori che dovrebbero partire a breve, abbiamo individuato la chiesa di Sant'Antonio Abate a Udine in piazza Patriarcato, una mostra con un'esposizione di una cinquantina di opere, anche alcune di autori contemporanei quali Borta, Butazzoni o Celiberti ed altri ancora, che sarà aperta dal 4 di dicembre al 9 di gennaio, sarà visitabile nel rispetto delle norme anti-Covid che tempo per tempo verranno emanate dalle autorità competenti. E poi il concorso nelle scuole, non si poteva non coinvolgere le nuove generazioni, quindi le scuole primarie dell'infanzia che hanno proprio inserito nei loro programmi questa iniziativa sul Natale, considerato che non era possibile realizzare il presepe proprio per queste normative anti-Covid. Abbiamo chiesto alle scuole primarie di fare un elaborato testuale e quelle dell'infanzia di fare dei disegni. Poi sarà una commissione che farà una valutazione alla fine dei lavori che saranno arrivati. Sulle stesse corde l'assessore regionale Sergio Emidio Bini: ci vogliono far credere che si possa fare a meno del Natale, ha detto Bini, ma bisogna avere il coraggio di difenderlo, come anche il crocifisso e la famiglia, in quanto formata da padre, madre e figli. Presepi FVG è un unicum nel panorama regionale, ha commentato il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, e il messaggio ultimo che questa iniziativa ci vuole dare è quello della collaborazione, dell'unità, della sinergia che ci devono proiettare in un futuro scandito dalla nostra capacità progettuale. Tra gli intervenuti Feliciano Medeot, direttore della Società Filologica Friulana, che riferendosi al concorso per le scuole ha ricordato come sia non solamente mera riproposizione di scene presepiali, ma di un progetto culturale innestato nell'offerta formativa che è anche occasione di integrazione per scolaresche con alunni arrivati da varie realtà. Ed è stata Civibank, ha aggiunto Sergio Paroni in rappresentanza dell'istituto, a credere e ad indicare fin dall'inizio del progetto presepiale l'importanza del coinvolgimento dei giovani studenti. Sulla difesa dei valori e dei simboli della cristianità, sui quali l'Europa è basata, si è soffermato anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, che riferendosi allo zelante funzionario europeo che voleva cancellare la parola Natale dalla comunicazione interna alle istituzioni europee, ha detto che la realtà supera sempre la stupidità, a partire dal grande presepe allestito nella piazza più importante di Bruxelles. Il presidente del Consiglio ha voluto anche sottolineare che c'è molta arte e non soltanto del buon artigianato nei presepi che visiteremo. Tradizioni e radici ci rendono capaci di stare in piedi per protenderci verso il futuro e il mondo, ha detto Zanin. Ma diciamo sì, la migliore risposta a quello che è una comunità organizzata attraverso le Pro Loco, che sono
sono uomini e donne che generosamente danno i propri servigi, le proprie tempo, la propria idea e volontà per organizzare momenti di convivialità, di relazione nella comunità, ecco che attorno al presepio vengono ancor di più evidenziate queste finalità valoriali. La miglior risposta, è giusto, lo dicevo prima, che il Friuli-Venezia Giulia, con oltre 1000 presepi in tutte le nostre comunità, dà una testimonianza di legame identitario a delle radici, a dei valori, proprio dando risposta a chi magari in maniera stupida e idiota pensa che con una norma si possano cancellare millenni di tradizione. Questo non vuol dire che non dobbiamo guardare al futuro, al mondo, alla globalizzazione, certo, ma dobbiamo farlo avendo sì gli occhi verso il futuro, ma i piedi ben piantati in queste tradizioni, e questa iniziativa del Pro Loco ce lo ricorda, non solo ce lo ricorda, ma è anche molto seguita dalle cittadine e cittadini del Friuli-Venezia Giulia. È un motivo questo di grande orgoglio aver in qualche modo evidenziato e sostenuto questa straordinaria espressione artistica, spirituale e anche artigianale, che consente ai cittadini di girare in queste straordinarie comunità del nostro Friuli e poter in qualche modo riconoscerci in quello che siamo. Siamo friulani legati alla terra e a queste tradizioni. Euroregione.news